Quale tema di riflessione hai voluto proporre alla comunità al rientro della processione? Quello che mi ha fatto riflettere è che questo evento di Maria che appare mi sembra che lasci un compito alla città di Rapallo: annunciare Dio, cioè annunciare un trascendente, un rapporto con il Signore, oggi in questo tempo dove di Dio se ne parla poco, dove si crede poco, ecco. È un compito che ha allo stile del Vangelo, cioè l'apparizione a Giovanni Chichizola è in linea nello stile delle apparizioni. Dio affida il messaggio a chi conta di meno dal punto di vista sociale, da chi ha anche meno forse risorse per poter essere, tra virgolette, avere un'autorevolezza, una credibilità sua. Quindi ci viene chiesto davvero un gesto di fede, no? Nell'ascoltare l'annuncio di Giovanni che Maria, come dire, ha lasciato un quadretto. È stato chiesto un evento di fede e questo, a mio avviso, ancora oggi viene rinnovato. Credere che Dio parla, Dio si affida all'uomo e in particolare a chi conta di meno. Che cosa significa per un sacerdote nativo di Rapallo partecipare al momento della processione? Ha un significato profondissimo, perché il sacerdozio si gusta in proporzione di una memoria viva delle proprie radici. Non è questo di essere Rapallo, Chiavari, Santa Margherita, sono le radici, c'è un cromosoma, un DNA che ti viene trasmesso e la passione che hai alle radici ti rende capace di lasciare che il Signore faccia di te quello che Lui ha stabilito.